Romea. All'indomani dell'incontro a Roma per discutere il progetto insorgono i sindaci che sono stati esclusi quando dicono dovevamo essere invece coinvolti. Tra pochi giorni sarà reso noto il programma della visita di Papa Francesco, domenica 28 aprile a Venezia. I dettagli devono essere validati dalla Santa Sede, ma la macchina organizzativa è già al lavoro. Mose stamane il primo test di apertura e chiusura con esito positivo della conca di navigazione alla bocca di porto di Malamocco, presente anche il commissario straordinario Spitz. Dopo anni di carcere, Emanuela Cacco, condannata insieme ai fratelli Sorgato per il delitto di Isabella Noventa, ha iniziato a lavorare e può uscire di prigione 2 volte alla settimana. Il Comune non ha chiarito né l'impatto turistico né la compatibilità paesaggistica dei lavori a San Giuliano. A Caparsetti le opposizioni chiedono la sospensione del voto della delibera che darebbe il via alla creazione di attracchi e parcheggi. Le locazioni turistiche rappresentano quasi la metà dei 50.000 posti letto turistici di Venezia. Uno studio dell'Osservatorio Civico per la Casa ha censito interi palazzi. È già caccia il biglietto per le 2 date dei Pooh in concerto in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio. Il giorno dopo l'annuncio, capitanati dal Veneto Canzian hanno raccontato ad Antenna 3 le loro emozioni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi della viabilità delle opere pubbliche in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con la polemica infuocata attorno alla nuova Romea. All'indomani dell'incontro a Roma per discutere il progetto insorgono infatti i sindaci che sono stati esclusi. Sindaci della Riviera del Brenta sul piede di guerra dopo il vertice di martedì scorso a Roma col ministro Salvini, la regione e i primi cittadini leghisti del territorio per discutere della nuova Romea. Loro però non sono stati coinvolti. L'essere stati esclusi da questo incontro, al di là della firma o meno, rappresenta una scorrettezza istituzionale, almeno nella visione che Dolo, ma altri colleghi sindaci interessati al passaggio di questa importantissima arteria, che riteniamo fondamentale avvenga nella sua messa in sicurezza e poi anche nella sua evoluzione possibile. La nuova Romea, sia commerciale che come variante, sarebbe infatti un'opera che può impattare in modo estremo sul territorio. Tutti i progetti, tutte le ipotesi viste comportavano proprio uno sventramento tra le ville venete, all'insegna anche del Naviglio del Brenta, con un grado di vincolo importante, monumentale, storico e paesaggistico, tale per cui come sindaco, come ente locale, non possiamo essere esclusi. All'attacco anche il consigliere regionale Dem Montanariello, che spiega. L'assessore De Berti tenta di giustificarla dicendo che era in virtù di chi aveva firmato un documento che era stato presentato alle grandi stazioni ancora a dicembre. È una giustificazione che non regge, che non sta in piedi, in quanto aveva convocato gli esponenti politici delle istituzioni per parlare di nuova Romea e invece era venuta con un documento presentato in seduta stante chiedendo una delega in bianco, cosa che non è stata sottoscritta neanche dalle associazioni di categoria. Una partita neanche tutta di destra, ma tutta legata alla Lega. Immediata la replica del sindaco di Chioggia che ha preso parte all'incontro romano. Anche lui stesso non ha firmato quel documento che ovviamente era stato presentato quel giorno, e i sindaci che non sono venuti, ovviamente non è una questione di cattiveria, ma l'assessore De Berti aveva già detto al tempo che sarebbe andata dal ministro Salvini con una piccola delegazione di sindaci. Chiaro che ha chiamato i sindaci che hanno sottoscritto anche quel documento. La richiesta dei sindaci che non sono stati coinvolti è dunque chiara. Un dialogo franco, aperto e condiviso con tutti gli enti appunto competenti, affinché ci sia un parlarsi assieme e nessuna imposizione calata dall'alto. Insomma, serve un tavolo, veramente vero tavolo, condiviso fra tutti i sindaci interessati, affinché la comunità possa essere protagonista nel proprio territorio. Insomma, la polemica è servita, ma il territorio veneziano e non solo attende Papa Francesco il 28 aprile a Venezia. I dettagli devono essere validati dalla Santa Sede, ma la macchina organizzativa, come ci spiega Lorenzo Maier, è già al lavoro.
Sarà una visita tendenzialmente in giornata senza pernottamento, quella che Papa Francesco farà a Venezia domenica 28 aprile, dedicata esclusivamente alla città di Venezia e per questo non inserita a ridosso delle altre 2 tappe che il Santo Padre farà successivamente a nord-est, il 18 maggio a Verona e il 7 luglio a Trieste. Il programma ufficiale della visita ancora non c'è, anche se è già stato messo a punto, in quanto i dettagli devono essere prima validati dalla Santa Sede. La messa del Papa, momento culminante della visita, sarà però celebrata in piazza San Marco con la Basilica Cattedrale sullo sfondo. Il Papa, come già annunciato, visiterà, sempre accompagnato dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il padiglione della Santa Sede alla 60ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia nel carcere femminile, dove incontrerà alla Giudecca le detenute, poi abbraccerà i giovani della diocesi e celebrerà l'Eucaristia prima di ripartire per Roma. È una visita di cui siamo grati al Signore, una visita che ha un filo conduttore, certamente la carità e la cultura e il desiderio di incontrare la comunità ecclesiale che è in Venezia, la Chiesa che è in Venezia, la città che è in Venezia. Come sempre avviene in occasione delle visite del Papa in Italia, l'organizzatore ufficiale sarà la diocesi ospitante e dunque il Patriarcato di Venezia, che sarà il centro e punto di riferimento, e poi la Biennale per la parte culturale. Prepariamoci spiritualmente, prepariamoci personalmente, prepariamoci come comunità. È un evento di grazia, è un evento significativo, è un evento che deve rilanciare il nostro cammino di fede e la nostra testimonianza cristiana oggi nelle nostre terre, nella nostra città. Rimaniamo a Venezia per parlare di Mose. Questa mattina un importante test. La conca di navigazione di Malamocco ha superato la prova tecnica, 2 imbarcazioni sono transitate oggi appunto attraverso le 2 porte della conca di navigazione e sostanzialmente quindi oggi anche col Mose attivo le navi potranno entrare e uscire dall'ambito lagunare. È un momento molto importante, molto atteso appunto perché così si garantisce la funzionalità del porto di Venezia anche col Mose attivo. Dopo i ritardi e i danneggiamenti, per la prima volta oggi sono dunque entrate in funzione le 2 porte lato laguna e lato mare per consentire il passaggio di una piccola imbarcazione e una chiatta da lavoro. Nei prossimi mesi si svolgeranno altri test con navi di stazza maggiore in attesa di essere pienamente operativa dal prossimo autunno, in vista della stagione di acque alte. Presente al test anche il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz. Il Mose stiamo cominciando a fare, come vedete, le prime prove proprio di funzionamento anche delle conche e il Mose stesso credo che abbia dimostrato di funzionare ampiamente da ben 4 anni, visto che siamo ormai a quasi 80 sollevamenti. È chiaro che i cantieri ancora sono in fase di completamento, abbiamo piccole cose che devono essere ancora messe a posto, ma sono tutte quei lavori che noi chiamiamo ausiliari o ancillari e che non intervengono sulla funzionalità del Mose. La conca, secondo le indicazioni della struttura commissariale del Mose, è predisposta per accogliere sia grandi navi che rimorchiatori di appoggio e consente il transito a imbarcazioni con lunghezza fino a 280 metri, larghezza massima di 39 e pescaggio fino a 12 metri. Dimensioni contestate dagli agenti marittimi, secondo cui la conformazione della conca e le sue dimensioni non consentirebbero il passaggio delle navi superiori ai 220 metri. La cronaca giudiziaria, dopo anni di carcere, Manuela Cacco, condannata insieme ai fratelli Freddi e Deborah Sorgato per il delitto di Isabella Noventa, ha iniziato a lavorare e può uscire di prigione 2 volte alla settimana. Ha iniziato a lavorare all'esterno del carcere 2 volte alla settimana. Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi di carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. La Cacco era stata complice dei 2 autori materiali del delitto, i fratelli Deborah e Freddy Sorgato, condannati a 30 anni di carcere per il delitto e l'occultamento del cadavere. Manuela Cacco, dopo l'arresto, era stata l'unica del terzetto diabolico a collaborare
collaborare con i poliziotti, raccontando in parte quanto accaduto la notte dell'omicidio di Isabella. La tabaccaia quella notte aveva indossato il giubbetto della Noventa e si era fatta riprendere dalle telecamere del centro storico di Padova per simulare l'allontanamento volontario. Ora, a 8 anni dal delitto, la donna può uscire dal carcere della Giudecca, dove è detenuta dal febbraio del 2016, e recarsi 2 volte alla settimana in un centro di solidarietà cristiana per fare lavori socialmente utili. Viene pagata 20 euro al giorno. I fratelli Sorgato e Manuela Cacco non hanno mai reso noto dove sia stato nascosto il corpo di Isabella, né tantomeno hanno mai chiesto perdono ai familiari della donna. Ritorniamo in Laguna. Cafarsetti, la maggioranza ha respinto la richiesta di sospensione del voto della delibera che darebbe il via alla creazione di nuovi attracchi e parcheggi per raggiungere la laguna da San Giuliano. Secondo le opposizioni il Comune non aveva chiarito né l'impatto turistico né la compatibilità paesaggistica dei lavori. Filippo Fois. Un gruppo di turisti si imbarca sul battello che da San Giuliano li porterà a Fondamente Nuove, con l'allettante prospettiva annunciata dai cartelli di raggiungere Piazza San Marco in 10 minuti. Il silenzio di quest'angolo di laguna, di fianco alla Canottieri Mestre, è comunque uno scenario destinato a cambiare presto. Il Comune prevede che quest'area diventi un polo di interscambio logistico, una prospettiva tradotta e sintetizzata da Sara Wiesman del Movimento 5 Stelle nei seguenti termini: un quasi raddoppio delle aree di parcheggio, dai 2,5 ettari attuali a 4,5 ettari, con una stima di circa 700 nuovi stalli, e l'ampliamento della biglietteria in concessione a Marive da poche decine di metri quadri su un piano a 400 metri quadri su 2 piani, una prospettiva che ha unito il parere contrario delle opposizioni. Noi siamo fermamente contrari a questo tipo di progettualità che sostanzialmente tradisce quello che era un grande disegno, una grande visione di quella che un politico e un grande mestrino come Gaetano Zorzetto chiamava Mestre Bella. Ecco, qui noi stiamo tradendo questo grande progetto. Qualcuno forse si dimentica che Mestre era famosa perché era la città con meno verde per abitante in tutta Italia. Questa era la nomea di Mestre e quindi si è lavorato appunto per anni per parchi urbani. A chi o a cosa serviranno questi pontili a Mestre? Anche qui le opposizioni non hanno dubbi: a portare altri turisti a Venezia. L'approdo è previsto qui, nelle quiete acque di San Giobbe, una zona al momento ancora fuori dai grandi flussi, per la quale il consigliere Marco Gasparinetti teme un destino tipo Riva degli Schiavoni, diventata una stazione di lancioni Gran Turismo per migliaia di visitatori pendolari. Le tesi della maggioranza di offrire una possibilità in più ai residenti per gli spostamenti da Mestre a Venezia non ha mai convinto. Gli ACTV non ha nel suo piano economico-finanziario nessuno stanziamento per creare delle linee per residenti e quindi si darà spazio sostanzialmente a quelle che sono oggi linee sì pubbliche ma commerciali, con prezzi commerciali, gestite da Marive e Ali Laguna. Tema collaterale quello delle locazioni turistiche, ci sono nuovi dati. Oramai non solo interi palazzi, ma anche quasi intere calli sono occupate solo da case per turisti. Le cosiddette locazioni brevi rappresentano il 44% degli oltre 50.000 posti letto turistici in continua crescita disponibili a Venezia. Sulla base di dati ufficiali e pubblici, OCIO, Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenza, ha dimostrato come le locazioni brevi, da sporadica forma di arrotondamento del reddito di una famiglia veneziana, siano diventate oggi soprattutto un business di grosse proporzioni, anche internazionale. Abbiamo provato a mappare le locazioni turistiche cercando in qualche modo di sottolineare come la mancanza di una regolamentazione in realtà dia ampio spazio non soltanto al singolo proprietario che affitta un appartamento, ma soprattutto consenta ad esempio ad albergatori, quindi degli alberghi, degli hotel, a società, a multinazionali di acquistare e di gestire interi edifici. Nelle mappe interattive OCIO ha individuato diverse tipologie: alberghi che aumentano la capacità ricettiva gestendo appartamenti in regime di locazioni turistiche, interi palazzi residenziali trasformati di fatto in strutture ricettive alberghiere senza esserlo sul piano urbanistico o fiscale, locazioni turistiche utilizzate da imprese associate a multinazionali, banche e gruppi di proprietari. Alcuni casi. Un intero edificio che si trova in Campo San Maurizio di proprietà del gruppo Generali, gestito da una società spagnola, e è un intero
intero edificio, per cui 33 appartamenti, oltre una settantina di posti letto gestiti con il regime di locazione turistica. Un intero edificio di proprietà di Banca d'Italia è stato dato in gestione ad una società, anche questa spagnola, per la gestione di tutti gli appartamenti dell'edificio in attività ricettiva. Parliamo di nebbia, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare, come dicevamo, di nebbia che non concede tregua alla città di Venezia. Venezia sempre prigioniera della nebbia per circa 19 ore. Dalla serata di mercoledì fino all'ora di pranzo di oggi, ininterrottamente, la fitta nebbia ha paralizzato i collegamenti acque-lagunari in città di motoscafi e vaporetti a CTV. Come dispone il piano nebbia, molte linee sono state sospese, frazionate o dirottate via Canagrande per garantire la sicurezza della navigazione. Regolare invece il servizio Ali Laguna. Maggiormente penalizzati i collegamenti con l'isola della Giudecca, con l'isola del Lido e i collegamenti dalla direttrice est verso l'ospedale. Tutto sommato regolari le linee per la Laguna Nord, il collegamento Chioggia-Pelestrina e anche il trasporto automezzi. E le previsioni anche per i prossimi giorni indicano che la situazione potrebbe permanere. La fitta coltre di nebbia, come possiamo notare, non sembra volersene andare e le previsioni non sono rosee nemmeno per questa sera e verosimilmente anche per i prossimi giorni a venire. Grandi eventi, il concerto dei Pooh per il prossimo luglio a Piazza San Marco a Venezia, il 5-6 di luglio. È già caccia al biglietto e un invito speciale arriva al pubblico di Antena 3. Come per Zucchero, Bocelli, Ennio Morricone e lo scorso anno per Laura Pausini, che si è esibita in una Piazza San Marco bagnata dalla pioggia e dall'acqua alta, Piazza San Marco si prepara ancora a 2 serate sold out la prossima estate per il doppio concerto dei Pooh il 5 e 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia con inizio alle ore 21. Saranno certamente 2 serate magiche, parte del tour dei Pooh Amici per sempre, per le quali è già partita la caccia al biglietto. Sarà tutto esaurito a nemmeno 24 ore dall'annuncio. Oggi i Pooh, guidati dal veneto e trevigiano doc Red Canzian, da Milano hanno regalato una preziosa anteprima alle nostre reti, raccontando le sensazioni e l'attesa di esibirsi a San Marco. Io da Veneto sono estremamente felice e orgoglioso che questo accada. Suonare lì sarà veramente una grande emozione. Ma andavo a Venezia con mia madre, ero bambino e non avrei mai immaginato di andare a fare un concerto in un posto così bello. Sarà emozionante, incredibile. La mia mamma ha fatto col mio papà, adesso mi hai ricordato, i 50 anni di matrimonio. Ma che bello! No, sarà da piangere. Allora, Piazza San Marco, anche noi vedremo la Basilica mentre suoniamo, vi aspettiamo. L'invito non cadrà nel vuoto, visto che oggi pomeriggio, a poche ore dall'apertura delle prevendite, che sono iniziate ufficialmente stamattina alle 11, risultavano disponibili online solo ancora pochissimi biglietti, quasi esclusivamente di prima categoria tra le 7 in vendita. Ma i Pooh avranno il tributo riservato a San Marco solo ai più grandi. Chiudiamo in musica, è tutto da Venezia e dalla provincia. Vi lascio al meteo, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Una debole perturbazione transiterà sull'Italia nella giornata di sabato. Venerdì 16 febbraio, tempo ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, al mattino in pianura consuete riduzioni della visibilità per foschie e nebbie, a seguire più sole ovunque. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui possibili nebbie e foschie in mattinata. Tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso a seguire. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza tra sole e nubi con cielo via via più coperto, specie in serata. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sui 14-15 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.